Un buongiorno a tutti i veneti nel mondo. Sono io qui in studio, Maurizio Faloppi e il mio amico socio in affari Roberto Masiero. Vedete nello sfondo It Veneto. It Veneto, mangiare veneto, perché siamo veneti e perché abbiamo delle grandi eccellenze da far conoscere al mondo intero. E proprio qui davanti a me ho questa azienda Stefani di Due Ville, Vicenza, città del Palladio. Oltre alle grandi opere palladiane abbiamo anche dei gran prodotti e qui davanti vedete dei formaggi, formaggio asiago che sta avendo un grande successo nel mondo in varie versioni, 20 giorni, lo stagionato 40 giorni e il bastardo del grappa. E poi vedete anche un prosciutto italiano stagionato in Veneto. E infine abbiamo il grana padano, prodotto e stagionato 20 mesi, sempre nel Vicentino. It Veneto perché abbiamo voluto riunire queste varie aziende di eccellenza, tra cui appunto quelle che vi ho appena descritto, eccellenze enogastronomiche che vogliamo far conoscere in tutte le parti del mondo, a tutti i buon gustai del mondo. E continuiamo la carrellata dei nostri prodotti, delle nostre aziende che vogliamo far assaggiare a tutti i veneti nel mondo e abbiamo scelto allora le tipologie di pasta, dalla pasta fresca, Faloppi di Valdagno, vari tipi di pasta con vari sughi, la pasta secca, Borella, famosa tipica Bassano, gli alpini, tradizioni, questa è pasta col sugo di acciughe e sugo di anitra, una specialità bigoli col sugo di anitra conosciuta in tutto il mondo e in questo contesto voglio a tutti i veneti presentare questo libro che si chiama Mangiare Veneto. Roberto ha un altro libro fatto da me, Amedeo Sandri, che è un grande cuoco vicentino. Qui trovate tutte le ricette della tradizione veneta. Ecco, dai prodotti abbiamo voluto anche, ecco, con questi due libri, mettere a conoscenza a tutti quanti i veneti, anche di seconda, terza generazione, che hanno voglia di ritornare alle proprie origini, tornare a casa, sentirsi a casa. Con questi libri e con queste aziende potranno assaporare proprio i ricordi dei nonni quando emigravano in Canada, quando hanno emigrato in Australia, in Brasile, si ricorderanno appunto dei tempi passati. Allora, dalla pasta, a parte i libri, abbiamo anche riso prodotto in provincia di Padova, a Gran Tortino, una riseria storica del 1840. Ecco, nel riso, questa famosa riseria, abbiamo il vialone nano, i carnaroli, in varie composizioni. Un riso veramente ottimo da fare con molte ricette della tradizione, della tipica cucina veneta. Abbiamo anche, come vedete, l'olio, un olio molto buono, extravergine, dalla Fina, prodotto in provincia di Verona. E continuiamo la carrellata delle aziende, dei prodotti, che speriamo che i nostri cari veneti nel mondo assaggeranno quanto prima queste nostre specialità e andate sul sito It Veneto, Mangiare Veneto. E qui abbiamo una bellissima azienda che fa delle cose molto interessanti, la Val Pasubio di Valli del Pasubio, siamo a 600 metri di quota, ideale per la stagionatura della soppressa DOP che vedete qui sui 2 kg, buonissima, ha una stagionatura dai 60 ai 90 giorni. L'ideale appunto, abbiamo con queste soppresse, questa azienda fa un po' di tutto, la pancetta, i salami, i cotechini, un po' tutta diciamo la gamma. Una cosa volevo aggiungere importante, che questi salumi sono senza glutine e derivati dal latte. E abbiamo abbinato, perché nel sito oltre a vendere anche il food, proponiamo anche delle aziende di vino, delle piccole aziende che fanno alta qualità. E abbiamo l'azienda Cecchin famosa da 30 anni per il Durello spumante classico, 36 mesi, fermentazione naturale in bottiglia. Un ideale accompagnamento con la soppressa. C'è la versione bollicine e la versione anche secca, che questa si adatta benissimo con il risotto al baccalà o al baccalà alla vicentina, che poi parleremo di questo famoso baccalà che nel mondo comincia a essere conosciuto. Abbiamo anche un'altra azienda che con i salumi si adatta benissimo, che fa la Sisto Biasin, qui siamo nei Colli Iberici. Questo è un vino molto interessante, un uvaggio di Merlot e Cabernet.
e anche loro poi fanno un metodo classico, questa azienda che si chiama Carovere, a Lonte, siamo proprio in collina, anche qui un clima meraviglioso adatto alla vite. E poi passiamo a un'altra azienda che è il Prosecco di Valdobbiadene, conosciuto ormai in tutto il mondo, uno spumante fatto in autoclave, il Prosecco proprio di Valdobbiadene, che finora nel mondo comincia ad avere un grande successo perché è un vino versatile, da aperitivo, da bersi a tutte le ore, come aperitivo o anche a tutto pasto. E qui voglio presentare un'azienda nuova che è appena partita 3-4 anni fa, un'azienda biologica che fanno allora questo Merlot riserva, molto buono, 2007, stanno imbottigliando un Vespaiolo DOC 2012 e questo è un vino appunto prodotto nella zona di Braganza, una zona molto vocata, si chiama Azienda Agricola La Costa, in quel di Braganza, Vicenza. E qui abbiamo, come vedi Roberto, altre specialità venete da proporre ai nostri veneti nel mondo, ai nostri buongustai veneti nel mondo. Abbiamo scelto due aziende molto interessanti di prodotti surgelati, perché il problema qual è? Trasportare il baccalà oltreoceano è molto difficile e invece abbiamo trovato un sistema. Il produttore, che è il Ceppo di Vicenza, una bella azienda, padre, due figli cioè 4 figli diciamo, i due maschi lavorano nell'azienda. Ho portato alcuni prodotti che stiamo presentando, che è il baccalà, appunto la vicentina, basta solo forno a microonde, già cotto, pronto, una grandissima specialità. Poi fanno anche le melanzane alla parmigiana, una specialità molto interessante, e la lasagna al ragù di carne. L'Italia è famosa nel mondo per la moda e per tutto, ma è famosa per la cucina con la pasta e la pizza. E qui abbiamo la pizza prodotta da un'altra azienda, Quinto Vicentino, sempre in provincia di Vicenza, un'azienda dinamica, giovane, che fa un prodotto molto interessante, e la pasta surgelata abbinata ai vari sughi. E la pasta, gnocchi, c'è di tutto e di più. Basta assaggiarla, hanno anche una torta rustica, i carciofi, hanno cose molto interessanti che troverete nel sito It Veneto, questo sito che abbiamo fatto io e Roberto. Speriamo che oltrepassi, cioè che vadano in tutti i confini del mondo, dall'Australia al Canada, Sud America, che i veneti finalmente possano assaggiare queste grandi specialità. E finiamo in bellezza, caro Roberto, la carrellata di queste aziende, di questi prodotti enogastronomici nel reparto dolce, cose dolci, per finire un pasto. Specialità. Cosa c'è di meglio che con un bel vino dolce e un dolce Loison? Partiamo allora dalla pasticceria. Loison, ma riconosciuto in tutto il mondo, un pasticcere che è diventato famoso perché fa delle cose, dei panettoni, dei biscotti molto interessanti, come vedete. Ha un bellissimo sito. Andate a vedere anche il nostro sito, It Veneto, e troverete un po' tutti questi prodotti che vi stiamo parlando. Dal dolce passiamo appunto allora per abbinare il vino va bevuto un benissimo recioto di Gambellara o un Durello Passito. Sono due vini veramente ottimi a fine pasto, da degustare da soli o abbinati alla pasticceria secca. Abbinata al dolce una famosa marmellata, una susinata della ditta Facci, sempre di Vicenza, fanno delle marmellate ottime, fanno anche la famosa mostarda vicentina che si abbina ai bolliti o si abbina anche ai dolci o al gelato. Un'azienda molto interessante anche questa. E per poi passare al caffè, tutti quanti gli italiani, quando hanno finito un pasto, ma soprattutto anche gli stranieri, stanno apprezzando moltissimo il caffè. Qui abbiamo il caffè Porto Rico Caffè, un'azienda, vedete qui, in vari formati, caffè da macinare, macinato, decaffeinato, un po' tutta la gamma. Caffè Marzotto. E dopo un caffè, cosa si beve? Da buoni veneti, una buona grappa. E qui abbiamo la famosa distilleria del 1919, la famosa distilleria Carlotto. Tutti quanti i buon veneti dopo un caffè bevono un bicchierino di sgnappa.
Ma questa distilleria è famosa perché ha molti anni, ma fa parecchi liquori, fa una decina di liquori, dallo zabaione all'amaro marzotto, alla china, famosa anche la china di Callotto, che dovete veramente assaggiare, per poi finire tutto questo pasto, chiamiamolo pasto veneto, con il famoso rosolio. Questo è un liquore dolce che va bevuto freddo. Qui anche la regina Elisabetta d'Inghilterra, nella sua corte, beve questo prodotto. Invito tutti allora a bere liquori Callotto, soprattutto il rosolio, ma ad assaggiare, cari veneti, tutti i prodotti di It Veneto che proponiamo a tutti voi, e un buon pasto a tutti e un arrivederci.